arrivando come su carro funebre, sta arrivando, ma non riesce a entrare a su cortile del suo miracolo. Oggi è dia 25 de Lampatas e siamo al cimitero del Bacri Bannino. Toccati in terra e toccati anche l'abbassare che ne entrare a intro. Ricordati di me, Signore, nel tuo regno. Ricordati di me, Signore, nel tuo regno. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Ricordati di me, Signore, nel tuo regno. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Luce di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Preghiamo. Porgi l'orecchio, Signore misericordioso, alle preghiere che umilmente ti innalziamo. Al nostro fratello Bachisio, che la vita terrena hai voluto associare al tuo popolo, concedi la dimora della luce e della pace e rendilo partecipe della gioia dei tuoi santi. Per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo donagli, Signore. Riposi in pace.
la partita. Oh, non mi costa giusto però... No. Che volevo fare Nulla? Basta. La sa uno è una bella podata con poi quello si sono quelli, una galera che non è Sì. che si intende piacere, gioco in Gesù. Lascia la telecamera. No, ma se no ti può bene lasciare poter usare No, il non va culo. bene, corsa a piedi. No, vabbè, io non mi ascolto. Porca miseria, dai culo che non perdi, sto schiamando distratto, ma... È come un gioco della bandiera. La bandiera. Ma resta in diretta, vero?
sardo. CSS. Sindacato sardo. Sindacato sardo. Meloni. Non so, sono tante cose. No, è tornata alla peccare. Sì. Sì. Ma uno sa che su quello della polata ieri sera. Dove sarà, già che io che ne cuore pare. No, Solo
poi nel pieno. Piero. Vai! E noi poter discutere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La morte è sempre una tremenda esperienza di mancanza, di perdita. Ci lascia sempre esterrefatti a qualunque età. E come abbiamo cantato, continuiamo a dire: siamo nelle tue mani, Signore, in vita e morte. Accompagnando il nostro fratello Pacifico, chiediamo al Signore di aiutarci ad entrare nella sua misericordia e nel suo perdono, per Lui, per noi, per essere degni di un amore grande, più forte della morte.
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio che hai posto un limite alla vita terrena per aprirci il passaggio a quella eterna, supplichiamo la tua infinita misericordia perché il nome del nostro fratello Bacchini sia scritto nel libro della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro dei Re. Quando divenne re, Joachim aveva 18 anni. Regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme e si chiamava Nehushta, figlia di Elnatan. Fece ciò che male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono a Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città, mentre i suoi ufficiali lo assediavano. Joachim, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti e i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8 del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore e i tesori della reggia. Fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 essi, tutti i falegnami e i padri. Non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Joachim. Inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri, in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Joachim Mattania suo Dio, cambiandogli il nome di Sedecia. Parola di Dio. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome. Oh Dio, nella tua eredità sono entrati i viventi, hanno profanato
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità. Perciò chiunque ascolta queste mie parole, cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Parola del Signore. Parliamo oggi all'ultima dimora e con profonda partecipazione il nostro amico Battista. Siamo vicini ai suoi familiari, in particolare alla moglie Corinna, ai figli Giuseppe, Luca e Giovanni, alle 4 sorelle e 2 fratelli. Celebro, oltre che con il parroco Don Dottoni, i sacerdoti originali di Vitti, i nostri sacerdoti e anche di altre diocesi, anche con il vescovo di Cremona, Antonio. Ringrazio tutti voi e insieme a voi anche ringrazio tutte le autorità presenti con i diversi livelli di responsabilità che rappresentano. Un bel segno per Bachisio aver scelto di esserci. Siamo in tanti a salutare lui, vicini e lontani, con gratitudine, con affetto. Come credenti possiamo pensare che non siamo soli. Ogni morte, come anche ogni sofferenza, non ci fa fare l'esperienza di un Dio distratto o indifferente, ma ci permette di coglierlo vicino, presente accanto a noi, offrendoci la certezza che nel suo Figlio risorto ogni persona ritrova il senso della sua vita, nonostante la morte.
È la Pasqua di Gesù, quell'avvenimento madre di ogni nostro passaggio, ed è la sua risurrezione a farci sperare che il dono più grande di Dio continua ad essere la vita in pienezza e per sempre, finalmente liberata dai lacci della morte, in attesa di quel giorno, nel quale crediamo e speriamo, al quale tutti siamo chiamati, la nostra umanità. Oggi possiamo dirlo senza paura, si sente più povera senza bacchismo. Ci mancherà la sua capacità intellettuale, raffinata e urgente, come anche tutto quello che gli abbiamo sentito dire o abbiamo visto scrivere, nel lasciarci il suo testamento umano e culturale. Lo ringraziamo e attraverso di lui ringraziamo Dio per i giorni che ha ricevuto in dono, indimenticabili per coloro che gli sono stati vicino e gli hanno voluto bene. Sono certo che ognuno di noi, tra i presenti e non solo, ha un ricordo suo incancellabile. Ognuno di noi lo manterrà vivo nel cuore con gratitudine, perché lui era difficile da dimenticare una volta incontrato. Personalmente ho imparato in fretta ad apprezzarlo e a volergli bene, paradossalmente soprattutto quando non ero d'accordo con lui, perché in quel momento emergeva la sua disponibilità ad ascoltare e a dialogare, senza ostracismo per nessun argomento, anche quelli più spigolosi, e senza far emergere nessuna reazione scomposta. Mi ha sempre colpito la sua lucidità di pensiero e quindi la sua razionalità, che sembrava apparentemente nascondere l'emotività e i sentimenti. In realtà, e ne ho fatto esperienza straordinaria, si emozionava ogni volta che parlava della nostra storia, dell'identità che ci accompagna e di una memoria che sa guardare avanti, ma lo sapeva sempre fare in modo razionale, per questo maggiormente acuto e lucido e logico. Non si lasciava condurre da ragionamenti di superficie, né da slogan creati ad arte per evitare di riflettere. Sapeva anche aprirsi, nonostante le apparenze, a persone fidate. E solo allora i turbamenti dell'anima, che appartengono a tutti noi, venivano esplicitati con quella leggerezza del cuore alla quale neanche un intellettuale può rinunciare. E sapeva mantenere i segreti, quell'implicito giuramento di coerenza e di fedeltà, tipico di noi santi, ma ultimamente sempre più sottoposto a tremendi agguati social, dai quali diciamo che questo lui ci ha invitato con la sua vita a distanziarci. La sua fede desiderava trasportare le montagne, quelle della cultura, ma anche quelle di una lingua sarda che sognava che diventasse lingua di tutti. Più il tempo passava e capitava di incontrarlo, e più sentiva questa urgenza, come se avvertisse più prepotentemente che il tempo stava passando anche per lui. Rimarrà anche su questo versante un testimone illuminato e coraggioso, che sapeva aprire strade con franchezza, ma allo stesso tempo sapeva di doversi allenare a rispettare i tempi della sola. Ed è vero che non sopportava i nostri ritardi sardi, quelli di una Sardegna chiamata sempre a rincorrere e a recuperare. Scriveva così un suo testo: noi non sapevamo che la nostra lingua era bella e ricca, capace di parlare al mondo. Abbiamo creduto che fosse povera e rotta, un impedimento per lo sviluppo. Noi ci abbiamo creduto
e abbiamo fatto nostro questo assurdo precetto. Persona solare. Non era però un uomo per tutte le stagioni, ma continuava ad amare tutte le stagioni della storia, immaginandole anche razionalmente come un'occasione per mantenere in sintonia tradizione e innovazione, perché questa gli appariva la scommessa più bella. Oggi dico a me e a voi, abbiamo sempre bisogno di persone così, persone di valore, che danno fastidio per la loro originalità, ma che allo stesso tempo stimolano, incoraggiano, interpretano con lucidità fatti e persone. Sono persone che ho fatto questo accostamento, spero non azzardato, vanno nella direzione della storia raccontata nella prima lettura di oggi, dove la parola di Dio ci ha ricordato la deportazione a cui fu sottoposto il popolo ebreo. Tra i primi atti del re di Babilonia che li deportò ci fu infatti quello di portare in esilio gli uomini di valore, gli israeliti di valore, allontanandoli dalla loro terra. Penso a quante persone di valore, per logiche a volte abbastanza squallide, noi perdiamo perché non rientrano negli schemi di chi ha il potere. Perdiamo giovani, perdiamo cultura, smarriamo il futuro. Ho sempre apprezzato Bachisio perché dopo 20 anni di vita fuori dalla Sardegna volle rientrare e la sua impronta tutti la stiamo riconoscendo. Oggi invece molti ci lasciano e non rientrano più e sono talvolta proprio i migliori. Quanto mai efficaci anche queste sue altre parole scritte. La cultura è una produzione materiale e una produzione di senso, formazione e innovazione. E per investire in cultura senza farne uno slogan, bisogna valutarne il peso gravoso di progettualità, di programmazione, di investimento finanziario e umano. Bachisio, per ritornare al brano del Vangelo oggi proclamato, è stato per noi tutti un uomo saggio, un credente senza esibizioni, che ha sempre pensato alla Sardegna, riprendendo la metafora evangelica, come ad una casa che va costruita sulla roccia. Non si tratta di pianeggiare, né di accontentarsi di edificare sulle sabbie mobili, sempre instabili e senza certezza, ma piuttosto di dare fondamento, di credere ad esempio che quello che abbiamo ricevuto in dono e senza meritare, vede il bene ambientale, merita di camminare con un'altra risorsa che dipende da noi, il bene culturale. Lui diceva, il problema non è oggi tanto diventare moderni, perché comunque, anche solo col telefonino, siamo in comunicazione obbligata col mondo. Il pericolo non è il rischio di una chiusura localistica, perché è possibile. Il problema è che non dobbiamo entrare nel mondo della globalità senza soggettività politica, economica e culturale, col rischio quindi di essere solo utenti o clienti. Aveva una curiosità pervasiva, che in realtà crea sempre le condizioni per una lucidità di pensiero, anche nella fede. Ora, nell'ultimo viaggio, si toglierà tante curiosità e avrà la certezza di non aver creduto in vano. Lo salutiamo per l'ultima volta qui a Biti. Ha voluto così, perché è tornato da dove è partito ed è come aver voluto ritrovare la terra e la fede, ma anche la vita. Buon futuro, Bachisio, che la Vergine Maria, che non ti vergognavi di magnificare con fede,
che accompagna la sorgente della tua e della nostra vita. Abbiamo sempre fiducia nel Signore anche quando la morte ci raggiunge. Per questo possiamo pregare con fede per il nostro fratello e per tutti noi. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Per il nostro fratello Baptisio. Per il nostro fratello Baptisio, il Dio della misericordia, lo introduca nella pienezza della vita eterna, in cui ha sperato e creduto nel suo pellegrinaggio terreno. Preghiamo. Per il nostro fratello Baptisio, l'esperienza del dolore e dell'angoscia della morte si dissolvano nella gioia senza fine. Preghiamo. Per i familiari, i parenti, gli amici, vivano con fede quest'ora di tristezza e sofferenza, nella certezza che non è interrotta la comunione con quanti si sono addormentati in Cristo. Preghiamo. Per le comunità cristiane, nel ricordo dei pastori e dei fratelli e sorelle credenti, annunciamo i nuovi cieli e la nuova terra che Dio ha preparato a coloro che lo amano. Preghiamo. Per noi qui presenti, la partecipazione alla messa del Signore ci ottenga la grazia di vivere e morire fedeli alla nostra vocazione battesimale. Preghiamo. Ascolta, oh Dio, queste nostre preghiere ed esaudisci per il tuo Figlio Gesù. Terra
chiama ad offrire il sacrificio da rito a Dio Padre nostro. Guarda, oh Signore, il nostro fratello Bacchisi, per il quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato lo ha contaminato e qualche umana fragilità lo ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dei morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto, concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di Lui. Nella potenza dello Spirito Santo fa vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti,
Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo godere del regno promesso con i tuoi eroi, la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Confermi nella fede e l'amore la tua Chiesa ed illumina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Antonello, il Vescovo Antonio, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu preghi. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Patisio, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo hai vinto la morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo
Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Diatevi il dono della pace. Amen.
Preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, al nostro fratello Bacchisi, passato a te da questo mondo, che, purificato da questo sacrificio e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il nostro fratello Bacchisi si è addormentato nella pace di Cristo. La sua lunga esistenza terrena è giunta al termine. Ora è accolto nella pace dei giusti. Il Signore che ci insegna a contare i nostri giorni, gli doni l'eternità felice, l'acqua del battesimo e il profumo dell'incenso che accompagnano il commiato siano memoria dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori con il sacramento della rigenerazione e segno di quel sacrificio di lode che è la vita del giusto. Angeli del Signore. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perfetta. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Bacchisi, confortato dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con lui risorgerà nell'ultimo giorno.
Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che gli hai donato in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Della tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a Lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello. Per Cristo nostro Signore. Amen. In paradiso ti accompagno. Il Signore sia con noi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.
Mi fa capire che sempre l'affetto, la stima, l'ammirazione, la sufficienza, senso cazzo in faccia. Purtroppo. Quindi nessuno sta in piedi. Noi non abbiamo mai un conflitto ufficialmente. Dopo che siamo partecipanti, poi del cada un sentire collettivo.
distracciamo giocando su uno schermo che vedi patrón. E se l'è distraccato troppo. Vabbè. Mangiando lo stato, grazie. Lo stato, grazie. Gli ultimi mesi un mese fa, appunto, sull'ultimo numero, lui me l'ha fatto rimane, dalla non possiamo. C'è pure il se no sta dicendo Corremos aspettando Zaina dessa scondoglianza, in Occhio in Creia, poi Sasata Selani su Camposanto, a Batta un tipo, un poeta che deve leggere una poesia dedicata a Baccheri Duvanini. Noi scoccanto si è longa. Ma non abbiamo visto come in questo momento troppo non guardare
fate non ha parlato? Hai fatto scoprire la partenza, la libertà della casa i doni quell'andare senza fretta e senza affanno che davano misura alla parola, significato e senso al pensiero. Il respiro dell'aria era l'armonia, la terra il seme della conoscenza, l'acqua la fonte d'ogni tua carezza, del fuoco sapevi cogliere l'ardore, tutto in te era il sublime narrare, anche la tua magia era l'equità. Pensavi che poesia e i suoi versi fossero lontani dalla tua penna e che la prosa bastava ad incantare le tante genti che s'assietavano ad ogni tuo luminoso girone e io, da poeta, ti smentivo. Ogni tua parola era il battesimo del versificare come gli aedi, rendendo leggero ogni tuo dire, incantando anche l'invisibile che nasceva come fresca corolla. Eri poeta e non lo sapevi. Quando ti squisivi sul genio loci della tua terra che tanto adoravi, anche gli indifferenti seguivano quel filo della memoria infinita, rendendo musicale il Mussa, dove anche il vento si lasciava andare. Mi parlasti di un veemente fuoco, capace di allontanare le ombre, quelle che si sottraggono alla luce, facendo chiarità ad ogni alba. Erano le ombre della foresta quando da giovinotto ti addentravi. Guarderemo la tua finestra di luce aprirsi nelle sfere dell'azzurro lassù, da cui ci parlerai col sorriso e nel tuo dire pacato e disteso coglieremo la vista del lontano e la tua voce sussultare di amore. Grazie. Grazie. La montagna l'ho vista se è andato a fare. Prima io ti guardavo la pietra del giorno. Te fai questo, sì, anche abbronzare. Perché se ti vedi vicino che non vedi la prospettiva, non ci sono più discorsi, non ci sentiamo. Malattia così,